Valuteremo, appena conosceremo i fatti, con più precisione, di costituirsi parte civile per i danni all'immagine della nostra località contro questi ragazzi. È indignato e arrabbiato il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, nonostante siano stati identificati e denunciati 3 dei responsabili della violenta aggressione avvenuta l'altra notte dalle parti di Piazza Milano. Il danno di immagine potrebbe portare a serie ripercussioni alla città di Jesolo. Proprio adesso che la situazione stava migliorando sensibilmente dopo mesi di lockdown causa Covid. Diciamo questi due episodi successi, uno circa 15 giorni fa e uno 2 giorni fa, sicuramente non fanno bene all'immagine della città. Già dopo la rissa in piazza Mazzini i controlli sono aumentati, polizia e carabinieri presidiano a turno le zone più sensibili della località balneare più affollata d'Europa. Misure di sicurezza adottate in collaborazione con la prefettura. Si può fare meglio per Zoggia. La polizia municipale ha attualmente in organico 46 agenti, un numero insufficiente per numero di abitanti e di turisti. Per il primo cittadino la polizia locale dovrebbe essere incrementata di almeno il doppio di unità. A Jesolo inoltre sono in arrivo altre telecamere di videosorveglianza indispensabili in questi e molti altri casi. Dopo l'ordinanza anti-alcol con chiusure anticipate e steward a controllare per la sicurezza nei locali, la situazione è in gran parte sotto controllo. Difficile da gestire sono invece le compagnie di ragazzi che si portano gli alcolici da casa. I controlli dovranno colpire duro. Noi continueremo a controllare, la scorsa settimana abbiamo fatto sabato una decina di sanzioni per detenzione di alcol, questo fine settimana aumenteremo ancora di più i controlli e quindi saremo presenti e anche molto attenti. È un danno di immagine e va fatta una riflessione seria anche per Valerio Faloppa, presidente di Ascom Jesolo. Adesso i riflettori sono su di noi, ma episodi di violenza che vedono protagonisti giovani accadono anche a Mestre, Venezia e in tutta Italia. Purtroppo ogni anno di più. È inaccettabile però punire i locali. La cosa che ci vede totalmente contrari è la responsabilità oggettiva, cioè quella di dire fanno a botte, si picchiano, la colpa è dei locali perché danno da bere. Questo è un modo di dire che non accettiamo assolutamente.